Alleluia. Gloria a Dio. Avete visto che stamattina abbiamo un pianista nuovo. Avete visto? E questo canto l'ha scritto lui. Lo sapevate, no? L'ha scritto lui. Ottavio, gloria a Dio. Gloria a Gesù. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, vogliamo cantare un altro canto, un'altra linea alla gloria di Dio. Gloria a Gesù. Sacrificio di lode
Questa mattina il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni c'è posta per te. E questa mattina io parlerò attraverso la scrittura, prenderò un testo della scrittura e poi capiremo il perché c'è posta per te. Venite con me in Genesi 47. Leggeremo dal versetto 1 al versetto 10. Passeggiavo per Marostica, passeggiavo per Nove, dove adesso abito, e io vado a vedere l'epigrafe. Mi piace andare a vedere l'epigrafe. Dove trovo il cartello? Io vado a vedere l'epigrafe. Quando vado al cimitero, io e Anne ci siamo fatti tutte le nicchie, sì, ma c'è l'epigrafe, fuori c'è scritto... E mi piace andare a leggere e vedere. C'è chi dice, chi scrive qualcosa, chi dice sto dormendo, non vi preoccupate, è sonno arretrato. Chi dice altre cose, chi invece mi piace vedere. Io ho già detto a mia moglie cosa deve mettere quando io non ci sarò più, sopra l'epigrafe. In questi giorni abbiamo visto, c'è stato un altro che è giovane, sportivo, ma vi dicevo che giravo Marostica 9 e vedo che tante persone a 58, 57, 56 anni muoiono. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: mio padre e i miei fratelli con le loro greggi e con i loro armamenti e con tutto quello che hanno sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen. Poi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. E il faraone disse ai fratelli di Giuseppe, qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: i tuoi servi sono pastori, come lo furono anche i nostri padri. Poi dissero al faraone: siamo venuti ad abitare in questo paese perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per il gregge per i tuoi servi. Poiché la carestia è grave, permetti ora ai tuoi servi che abitano nella terra di Goshen. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella pianura migliore del paese. Risiedono pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli sovrintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: quanto sono gli anni della tua vita? E Giacobbe rispose al faraone: gli anni della mia vita da nomade, cioè da pellegrino, ci sono altre traduzioni che dicono da pellegrine, sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita da nomade, da pellegrino. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà del paese d'Egitto nella parte migliore del paese, il territorio di Rames, come il faraone aveva così ordinato. Quando leggiamo la storia di Giuseppe qualcosa, io piango sempre. Ogni volta che leggo la storia di questo uomo di Dio, che poi non è altro che la figura di Cristo, abbandonato dai fratelli, hanno finto di averlo ucciso, di avergli tolto la vita, e Giacobbe che ha vissuto per tanti anni questa situazione di sapere un figlio morto, ma non lo era. E ci sono situazioni nella nostra vita che noi diamo per morte, per finito, ma non lo è ancora. Lascia che il Signore dica. Magari il Signore sta operando, sta lavorando. Sapete che il Signore ha i suoi tempi, e i suoi tempi non sono i nostri tempi. E la cosa meravigliosa del Signore, sapete cos'è? Che Lui non ci vuole come noi vogliamo che gli altri siano. Lui ci vuole come noi siamo. E per volerci come noi siamo deve lavorare nella nostra vita. Ogni genitore vorrebbe qualcosa, ci sono quelli che hanno voluto magari, ho conosciuto e sconosciamo, sappiamo chi aveva uno studio medico, chi ha uno studio di avvocato, chi ha uno studio di notarile, quello che desiderano che il figlio faccia il notaio.
Ma il figlio magari non è portato per fare il notaio e vuole fare tutt'altro. Però allora ci sono alcuni che dicono: non lo vuoi fare, allora arrangiati, non avrai beni, non avrai niente. Il Signore non è così. Il Signore dice: tu sei unico ed hai un'identità. E io desidero quello che il tuo cuore desidera, lo desidero anch'io. Però voglio migliorarti. Voglio che tu migliori. Questo è l'amore di Dio grande, è vero o no? È meraviglioso questo. Giacobbe ricevette una lettera dal cielo. Ecco la lettera. Giacobbe riceve una lettera dal cielo. Capitolo 38, capitolo 28, dal 13 al 15. Solo per questione di tempo non posso leggere tutto, ma voglio condividere, voglio portarvi Giacobbe partì da Beersheba, dal versetto 10 del capitolo 28, e andò verso Canaan. Giunse a un certo luogo e vi passò la notte. Sappiamo che Giacobbe stava scappando, scappava da suo padre, lui era facile scappare, scappava. Domenica scorsa abbiamo parlato di scappare, no? Quindi scappava da suo padre, scappava da suo fratello che gli aveva rubato la primogenitura e quindi sta scappando. Scappa e si ferma qui a Beersheba e andò verso Canaan. Giunse a un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per il capezzale e lì si coricò. Fece un sogno, una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, l'Iddio d'Abramo, di tuo padre, e l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai ad occidente, a oriente, a settentrione e a meridione. A tutte le famiglie della terra saranno benedetto in te e la tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Ecco, quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo, questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Gloria a Dio! È meraviglioso. Sapete, questo luogo si chiamava Luz. Vorrei semplicemente dirvi una cosa riguardo al termine. Sapete che io amo andare a vedere e scoprire nella parola di Dio i termini, le parole, alcune cose che mi attirano per capire, perché nella parola di Dio, come vi ho sempre detto, non c'è mai nulla di nuovo. Cioè tutto quello che è scritto, qualsiasi cosa, anche un apice, dice la parola di Dio. Sapete qual è l'apice? È quel piccolo segno in ebraico, è un piccolo segno, è come un puntino che noi mettiamo. Non è a caso, tutto nella parola di Dio ha un senso. Quindi io amo andare a vedere quando si parla di un albero, quando si parla di un animale, perché ha messo quell'animale, perché ha parlato di quell'albero, perché ha parlato, e sapete, più delle volte vi ho detto anche alcuni aspetti di certe cose che ho scoperto nella parola di Dio. Luz, il termine Luz significa mandorlo, il mandorlo. Il mandorlo nell'Antico Testamento è il simbolo di speranza, vigilanza e fedeltà. Quando Dio parlò con Geremia, al capitolo 1, gli diede una visione, gli disse: Geremia, cosa vedi? E Geremia cosa vide? Vedo un mandorlo. È un mandorlo che è in fiore, che sta fiorendo. E il Signore gli disse: vedi bene, perché io sto per fare cose nuove. Il mandorlo è il simbolo della primavera, perché in primavera fiorisce il mandorlo e la primavera porta novità, tutto nuovo. Il terreno inizia a prendere verde, gli alberi, tutto in primavera, tutto. Quindi è speranza, vigilanza. Cosa vedi? In Genesi al capitolo 33, versetto 11, lui sta facendo un'affermazione, Giacobbe,
un'affermazione molto importante. E lui dice: Deh, accetta il mio dono quando si incontra con Esaù. Dopo che lui ha lottato con Dio, dice la parola di Dio, che ha lottato con l'angelo e l'angelo gli ha toccato, vi ricordate in quell'episodio, non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto? Ecco, lui incontra Esaù suo fratello e gli dice così: Deh, accetta il mio dono che ti è stato regato, perché Dio mi ha usato grande bontà e perché ho tutto. E insiste tanto che Esaù lo accetta. Cioè dice: Dio mi ha tanto benedetto. Difatti il termine che io ho qua dice: perché Dio è stato molto buono con me e mi ha benedetto. Fa riferimento alla promessa che Dio gli ha fatto in questa lettera che gli ha mandato dal cielo, in questo patto che Dio fa con lui. E poi sempre in Genesi, al capitolo 53, versetto 3, partiamo, dice alla fine, no? Quando Dio si incontra con lui e gli dice: torna a Betel, torna in quel luogo dove... 35, scusatemi, cosa ho detto? No, 35. Ho fatto come te, Deborah, che anche tu avevi detto ok. 35, versetto 3, quando Dio gli appare, gli dice: torna a Betel, cioè dove? In questo luogo dove io ti ho mandato, fra virgolette, quella lettera. Quando ho fatto quel patto con te. Perché quando Dio parla a noi è una lettera che arriva dal cielo. Mi seguite? Quando Dio parla personalmente con noi è una lettera che arriva dal trono di Dio. E noi la apriamo e la leggiamo e sappiamo il contenuto di quella lettera. E quella lettera è personale, è per te. Perché su quella lettera c'è scritto il tuo nome. Ok? E cosa gli dice? Gli dice: poi leviamoci e andiamo a Betel. E io farò là un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia avversità e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Dio è fedele. Dio è fedele anche quando noi siamo infedeli. Dio mantiene la sua fedeltà. Ma che grande amore che è il Signore con noi. Amen. Dio è stato fedele. Ma Dio è stato fedele con Giacobbe. Ma Giacobbe non può dire altrettanto. Andiamo a vedere cosa dice Giacobbe. Giacobbe dice, sempre al capitolo 28, dal versetto 16, quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse: il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo, ebbe paura. Com'è tremendo questo luogo! Questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messo nel capezzale, la pose in pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio. Chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora quel luogo, il nome era Luz, come vi dicevo. E non è a caso che Dio si presenta a Luz, Mandorlo. Non è a caso che Dio sta dicendo che io sono l'Iddio della speranza, io sono il Dio che vigilo su di te, io sono l'Iddio fedele. E siccome che il mandorlo vuol dire novità, proprio vita nuova, io sono colui che faccio di te una vita nuova. Mi state seguendo? Luz. Ma lui chiama quel luogo Betel perché l'esperienza che lui dice: questa è la casa di Dio, perché Dio si presentava nella sua casa e quindi, essendosi presentato a lui in questa visione, in questo sogno, lui dice: com'è tremendo questo luogo, questa è la casa di Dio. E Giacobbe, affarista com'è, fa un affare con Dio, fa un patto con Dio. E questo patto che lui fa dice: se Dio è con me, se mi protegge, durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio e tutto quello che mi darai io certamente te ne darò la decima. A volte arrivano anche così delle preghiere al Signore, lo sapete? Signore, se tu mi benedici io darò la decima alla Chiesa.
Signore, se tu mi benedici, Signore, se tu mi fai vincere la schedina, o mi fai vincere un gratta e vinci, io ti darò, perché ci sono anche quelli che li comprano, è vero? Cioè quelli che comprano i gratta e vinci, ma chi lo sa, magari forse può essere che vinco qualcosa e fa un patto con Dio. Meno male che il Signore è un Dio d'amore che non l'ha presa a calci. Perché io dico sempre, no? Io quando sono andato in banca adesso a chiedere un prestito, un mutuo per la casa, non sono stato io a gestire e a dire io ti vorrei pagare, che ne so, il 3%, ti vorrei pagare il 2%, visto che ti vorrei pagare... No, è la banca che decide quello che tu devi pagare. Siete d'accordo con me oppure no? E quanti sanno che c'è una banca in cielo? Lo sapete che c'è una banca in cielo? E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno, il presidente della banca. Ad ogni vostro bisogno. La ricchezza in cielo di Dio è enorme. Cioè tutto è suo. E l'Iddio mio supplirà, Filippesi capitolo 4 versetto 19, e l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Il cassiere della banca è Gesù, perché firma l'assegno. La preghiera che tu fai è il nome di Gesù, è Lui che firma, se no a te non ti arriverebbe mai niente. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel nome mio, Egli ve lo darà. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù e c'è la firma di Gesù. Se tu fai un versamento in banca, come è successo a me quella volta là che gli ho dato i 3 assegni della casa che avevo venduto, la banca era chiusa e gliel'ho dato in mano, non avevo niente firmato. Me ne sono andato in fiducia, non ho dormito tutta la notte. Se non c'è la firma del cassiere della banca, sono guai. A chi li hai dati? Dove? Cosa? Gesù firma il tuo assegno. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel nome mio, Egli ve lo darà. Firma il tuo assegno. E allora Lui fa questo affare. Alleluia. Dio nel suo messaggio fa un patto con Giacobbe e anche Giacobbe fa un patto con Dio. Dio resta fedele al patto di Giacobbe. Giacobbe testimonia della fedeltà di Dio in un punto di morte con Giuseppe. Venite con me al capitolo 48, versetto 3 e 4. Alleluia. Leggiamo dal versetto 1. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: ecco tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi 2 figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: ecco tuo padre. Ecco tuo figlio Giuseppe viene a te. Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Guardate, fate un'osservazione. Quando andate a casa, andate a vedere ogni volta che c'è la differenza che parla di Giacobbe e poi parla di Israele. Il tuo nome non sarà più Giacobbe, il tuo nome sarà Israele. Quando lui prende posizione diventa Israele, quando lui benedice diventa Israele. Dio ci ha chiamati ad essere figli di Dio, nuove creature in Cristo Gesù. Sapete che tutti quanti noi abbiamo un nome nuovo? Lo sapremo quando saremo in cielo. C'è una pagliuzza, si sarà messa in mano una pietra con il nostro nome. Gloria a Gesù. Israele raccolse le forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: l'Iddio onnipotente mi apparve dove? Dove gli apparve? A Luz. Mi apparve lì, dove tutto diventa nuovo, dove la mia vita è cambiata, dove c'è la speranza, la vigilanza, la fedeltà di Dio, c'è una vita nuova. Lì mi apparve il Signore. Nel paese di Canaan mi benedisse e mi disse: ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Lui sta testimoniando sul letto di morte della fedeltà di Dio, che Dio è stato fedele con lui. Fratelli, noi possiamo testimoniare che fin qui l'Eterno ci ha soccorso e che malgrado noi non siamo stati fedeli al Signore, Dio è rimasto fedele. Dio è rimasto fedele.
E io questa mattina quello che voglio pregarti, quello che voglio dirti, ascoltando alcune testimonianze, ascoltando queste testimonianze di questi sportivi che con una forza fisica, che stavano bene fisicamente, che hanno lasciato questo mondo da un momento all'altro, non ci sono stati più, ascoltando anche altre testimonianze di uomini ricchi, straricchi, benedetti in maniera straordinaria, hanno dovuto alla fine dei loro anni fare un resoconto. Hanno dovuto fare un resoconto e hanno dovuto valutare che cos'è più importante, che cosa ho lasciato, che cosa mi sono perso, che cosa potevo fare e non ho fatto. Che cosa? Prima di andare al messaggio di questo qui, una mattina mi sono svegliato e ho detto a mia moglie: Lisa, mi sto un po' preoccupando, o meglio, non so se gliel'ho detto, non ricordo nemmeno perché ci sono tante cose, ma mi sono svegliato con il verso del profeta che va a casa del re Ezechia e gli dice, lui era in punto di morte, e gli dice: metti in ordine la tua casa, metti a posto la tua casa, perché questa malattia è a morte. È una lettera, È un resoconto non di un primario, è il resoconto del sommo primario, che ti dice: la tua vita è finita. Ezechia, sapete cosa fa? Lo sappiamo. Si mette con la faccia venuta al muro e piange: Signore, ricordati di tutto il bene che ho fatto, Signore, ricordati di quello che... Era meglio che con la preghiera non la facesse e che accettasse la volontà di Dio. Perché Ezechia aprì le porte della sua casa. Il Signore mandò di nuovo il profeta, mentre stava uscendo dal palazzo reale, dice: torna indietro, va ad Ezechia e digli: ho ascoltato la tua preghiera, ho ascoltato le tue lacrime, ti darò altri 15 anni. Ti darò altri 15 anni. E glieli diede. E subito dopo voi leggete che Ezechia cosa fece? Alcuni re, che non erano del popolo di Dio, mandarono delle lettere ad Ezechia, perché il nemico sa come prenderti, sa come mandarti delle lettere speciali per la tua vita. Attenzione, sto parlando di lettere questa mattina, dei messaggi particolari. E lui ti aggrazia, ma tu sai, tu potresti fare questo, ma tu sei così, ma tu sei, non ti preoccupare perché... E allora Ezechia cosa fa? Ezechia gli apre le porte reali e gli fa vedere i beni, le ricchezze, tutto quello che Dio gli aveva dato. Non aprirti molto, fai molta attenzione, lascia che sia Dio ad innalzarti e che non sia un uomo. Perché la stessa persona che ti ha lodato domani mattina ti può dare una pugnalata alle spalle. È la stessa persona. E io ne ho esperienza di questo, purtroppo. Apre queste porte, gli dà queste cose e il profeta arriva a casa e gli dice: che cosa hai fatto? Chi erano quelli che sono venuti? E lui gli dice: io non gli ho nascosto niente, gli ho fatto vedere tutto. E andate a vedere cosa gli dice il profeta. Non ve lo dico perché lo dovete leggere. Cosa gli dice il profeta? Abbiamo bisogno di avere una lettera che viene dal trono di Dio per la nostra vita. E dobbiamo ubbidire alla voce di Dio. Dio è fedele quando Lui ti dà un patto, fa un patto con te. Ora io vorrei dire ad ognuno di voi che è qui presente che ci sono alcuni in mezzo a noi che devono ancora fare. Noi della vecchia generazione, mio padre, mia madre, i nostri, forse anche la sorella, lo chiamavamo un patto, vero il battesimo, sorella? Io ho fatto un patto con Dio. Mio padre diceva sempre, come vi ho detto la settimana scorsa al dottore, quando il dottore dice deve andare al mare, io ho fatto un patto con Dio. E il dottore dice: questo è scemo. Sì, sono scemo. Ma io ho fatto un patto con Dio. Quanti hanno fatto il battesimo?
Quel giorno lì che hai fatto il battesimo, specialmente se l'hai fatto in questa chiesa, ti sono state fatte 3 domande. Perché io faccio i battesimi come sono stato battezzato. Credi tu che Gesù è risorto e che è alla destra di Dio Padre? Sei pronto ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì? Allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il patto. Al matrimonio tu fai un patto e quel matrimonio lo devi rispettare. Specialmente se l'hai fatto in chiesa, se l'hai fatto al comune, ancora dice, ma sai, non l'ho fatto in chiesa, non ho voluto la benedizione di Dio, ma se l'hai fatto in chiesa l'hai fatto davanti a Dio e non davanti a un ufficiale di stato civile, l'hai fatto davanti a Dio, anche se il sottoscritto ha avuto dal Ministero degli Interni l'autorizzazione a unire in matrimonio, ma io sono prima di tutto un pastore. Ed è per questo in alcuni casi, quando c'è qualcuno che dice, pastore, mi vuoi sposare? Io sposo coloro che Dio benedice. Coloro che Dio benedice, io non posso benedirli, perché non sono io a benedire, è il Signore che benedice. Tra un convertito e un inconvertito non potrei mai sposare, non potrei mai unirli in matrimonio. Dice la parola di Dio, che bene c'è tra i figli di Dio e i figli di... Ecco, sono uscito un po' fuori dal tema, ma rientro nel tema. Alleluia. Dio ha fatto un patto con noi abbiamo fatto un patto con Lui. Dio rimane fedele con noi e se noi siamo ancora qui è per la sua fedeltà. Se la tua casa è ancora in piedi è per la sua fedeltà. E Dio quello che vuole dirti questa mattina è che Lui non si è dimenticato di te e non si dimentica di te. Perché la sua parola, Lui non torna mai indietro, non è come un uomo. Quando Dio benedice, la sua benedizione è per l'eternità. Quello che tu benedici sarà benedetto in eterno. Alleluia! Ora, la realtà è questo. Che qui nella domanda che il faraone pone a Giacobbe è un po' strana dalle traduzioni che noi abbiamo. È un po' strana, risuona strano. Perché se io ti dico quanti anni hai, tu mi rispondi quanti anni hai, ma non mi fai i miei anni da pellegrino, da nomade, sono stati cattivi, sono stati... Cosa dice? Andiamolo a leggere, no? Quanti anni di vita? Giacobbe rispose, gli anni della mia vita di nomade sono 130, i miei anni sono stati pochi e travagliati e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita. Questa domanda nell'originale, nella Torah originale, in ebraico, ho trovato qualcosa di bellissimo. È una duplice domanda. Ecco perché lui dice, perché la domanda è formata così. Quanti sono i giorni del tempo della tua vita? Quanti sono i giorni belli che tu hai vissuto nella tua vita? E quanti sono gli anni della tua vita? È così scritto. Allora è diverso. Allora tu rispondi in questa maniera qui. Da nomade, cioè da pellegrino, ho vissuto momenti difficili. E tutti quanti noi adesso potremmo esaminare la nostra vita. Sapete, c'è qualcuno che dice che quando stava facendo un incidente o ha fatto un incidente, gli è passata tutta la vita davanti. Proprio in un attimo, zoom, gli è corsa la vita davanti. Ora, se noi realizziamo, io ho 63 anni, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, no? Ricordiamo. E in un attimo tu puoi ricordare quanti sono i giorni belli che tu hai vissuto. Mettiamoli sulla bilancia. Quanti sono i giorni brutti che tu hai vissuto? Quali sono i giorni belli che tu vivi oggi? È una domanda che dobbiamo porci. Quanti sono i tuoi anni? C'è chi in mezzo a noi può dire, io ho 84 anni, 85 anni,
C'era il papà di Emanuele, 90 e passa anni. Mio suocero ne ha 94. L'altro ieri è caduto e ha battuto la testa. Ecco perché Lisa è anche a casa comunque. Sono 90 e passa anni. Sai tu che questi 90 e passa anni, 100 anni sono niente a confronto all'eternità? Sapete cosa dice la parola di Dio? Che giova l'uomo? Guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Allora, colui che nella scrittura è chiamato il sapiente, colui che ancora oggi si fanno studi su di lui alle università. Lo sapete che quando ho fatto gli esami alla facoltà per giurisprudenza, per il discorso ministeriale, noi dobbiamo sapere le leggi. Dobbiamo comprendere le leggi, anche in matrimonio dobbiamo sapere, perché ci sono novità ogni anno di situazioni, di circostanze, e quindi dobbiamo un po' conoscere le leggi. Sapete il discorso anche, apro e chiudo parentesi, dei matrimoni gay. Se uno ha la nomina a ministro di culto, se vengono due gay e dice tu mi devi sposare, non è quello che noi riteniamo biblicamente, noi dobbiamo sapere come gestire e come fare le cose, perché se no altrimenti ci troviamo in difficoltà. Ma grazie a Dio che noi abbiamo uno statuto, mano al notaio, e dire noi non sposiamo persone, noi sposiamo quelli che la parola di Dio riteniamo noi giuste, quindi facciamo questo. Ho fatto un esempio per sapere, no? Questo si studia, che io ho visto, le leggi di Salomone si studiano anche all'università. Sapete che la legge proprio quella salomonica, vi ricordate qual è? Tutti quanti voi la sapete, no? Spero che con tutto il cuore sapete. Due mamme che si dicevano quello è mio figlio, l'altro no, è mio figlio. E la legge salomonica qual è? Tagliamola a metà. Ognuno si prende la metà. E la mamma vera ha detto no! Se lo tiene lei. Questo uomo è stato valutato un uomo di sapienza, la più grande sapienza, ancora oggi. E cosa dice lui? Ecclesiaste capitolo 1 versetto 3. Ecclesiaste 1,3. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che vantaggio ha l'uomo da tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole? Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Fratelli, tutto passa. Quello che tu pensi di averti anche, o pensiamo di averci in una... si soffia, non c'è più. Quello che pensavi di averti fatto, lavorato una vita intera. Ecclesiaste 1, 12, 13. Io l'Ecclesiaste dice, sono stato re. Sta parlando di uno che è stato re. E che re? Aveva le ricchezze che la regina Sheba, è andata a vedere le sue ricchezze. Mai visto cose simili, disse. Avevo sentito, ma quello che ho visto. E dice... Io sono stato re di Israele e di Gerusalemme, ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare la sapienza, tutto ciò che si fa sotto il cielo, occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini, perché vi si affaticano. Ho speso, e se voi leggete l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, mamma mia quante cose andiamo a capire e a scoprire. Tutto è vanità, sotto al sole ogni cosa è vanità, tutto passa. C'è un tempo per ogni cosa per il proprio tempo. E io vi posso dire che più gli anni passano sulla mia vita e più delle cose che prima per me avevano valore non hanno più valore. È vero, sorella cara, è vero, sorelle quelli un po' più anziani come me? Giuseppe, non hanno valore, perché quello che ha valore è quello che io sto preparando per il Signore, è quello che mi sto preparando per il Signore. E Gesù lo disse. Sapete cosa disse Gesù? Gesù disse: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola, la ruggine consuma. Non vi fate tesoro su questa terra, ma fatevi tesoro in quella banca che vi ho detto prima, nei cieli. Ma fatevi tesoro, non investimento in questa cosa. Quando c'è stato, perché non c'era sorella Anna, il fratello Mario, che sono argentini, loro hanno vissuto quando in Argentina quello che avevano sfumato tutto.
ma non soltanto in Argentina, anche in altri posti. Andavano al bancomat, non c'era più niente, non avevano più niente. Non vi fate tesori su questa terra, il vostro tesoro sia in cielo. E la parola di Dio dice: dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro questa mattina? Dov'è il tuo cuore? Quanti anni hai? Paolo diceva: per me vivere è Cristo, il morire mi è guadagno. Lo puoi dire tu questa mattina? Lo posso dire io questa mattina? Sapete, questa predicazione io ce l'ho da ieri e me la sto continuando a ripetere nella mia vita. Perché, come vi ho sempre detto, Dio parla prima al predicatore. Per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Io ho visto la casa che il Signore mi ha dato, alcuni sono venuti a vederla. Non è bella la casa che il Signore mi ha dato? Che bella. Emanuele, tu sei venuto ma non l'hai vista, l'hai vista da fuori. Grazie ancora per bellissimi cannoli che mi hai portato dalla Sicilia. Gloria a Dio. Che buoni. Ma io guardo la casa e io dico: il mio vivere è Cristo. Perché qui lasciamo. L'unica cosa che tu ti puoi portare in cielo è la tua vita, forse tuo marito, forse, se riesci ad essere fedele. Se riesci a stare fermo, saldo nelle vie di Dio, forse i tuoi figli, come l'hanno fatto i miei genitori. Tutto quello che i miei genitori dicevano: Signore, salva la mia famiglia. 9 figli. 6 sono convertiti e 3 ancora no, ma gli altri 3. Prima eravamo 3, 6-3. Adesso noi vinciamo 6-3. E papà pregava tutte le mattine, si alzava dalle 6, lì non potevamo passare dove lui c'era, perché c'era un corridoio che divideva la nostra stanza, la camera da letto dalla cucina. Lui era in corridoio, diceva: ma perché in corridoio, papà? Lui era lì, fino alle 7:30, pregava, 1 ora e mezza sempre. E quando siamo andati a prendere le promesse pane di vita, vi ricordate che sono anche lì, si chiamava così, dietro là, quando la morte di mio papà e mia mamma, ognuno si è portato qualcosa. E quando si sono portati qualcosa abbiamo visto che dietro alle promesse c'erano: credi nel Signor Gesù e sarà salvato tu e la casa tua. Papà ha messo i nomi degli altri figli che erano inconvertiti. Signore Pasquale, Signore Vincenzo, Signore. E quando è morto papà sono venuti al Signore, morte di mamma e papà. E un giorno li vedrà nel cielo. Alleluia. Per me vivere il Cristo, il morire mi è di guadagno. Voglio dirti questo, ascoltami bene questa mattina, te lo dico con tutto il tuo cuore: il diavolo cercherà di rubarti la benedizione che Dio ha messo nella tua vita, cercherà di portarti fuori dalla benedizione di Dio, cercherà in tutti i modi, perché lui sta lottando nelle chiese, nelle famiglie, sui pastori, sta lottando in maniera straordinaria. Questa mattina ho letto un articolo, ve l'ho mandato sopra, andate a vedere, più di 4.000, 5.000 pastori stanno andando fuori di testa. Un numero esorbitante, e non dice perché lasciano la Chiesa, non perché per prova, non perché per quest'altro, ma perché sono accoltellati, sono mirati, sono lì, messi lì a tirare addosso e dire: ma chi me lo fa fare? E si ritirano. Noi non siamo di quelli che ci ritiriamo indietro. Io voglio andare avanti per l'opera di Dio, che il Signore, la chiamata che Dio mi ha dato, io la voglio portare avanti. Con 1, con 10, con 20, con 30, con 100, con 1000, con quello che il Signore mi ha dato da fare. Io porterò avanti la chiamata di Dio, perché Dio mi ha parlato con la lettera e io attraverso quella lettera resterò fedele al Signore. Dio è fedele. Quanti anni hai? Come sono i giorni della tua vita? Hai ricevuto una promessa da Dio? Sii fedele al patto che hai fatto con Lui. Lui di certo lo è con te e lo sarà con te. Il non credente vive questa vita e vive solo per questa vita. Il credente, il vero credente, il figlio di Dio, no. Il vero credente vive in relazione di Cristo.
in relazione con Cristo. E allora l'Apostolo Paolo disse, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo di Cristo. Fratello, sorella, amico, amica, questa mattina rallegriamoci nel Signore, perché Dio ci ha scelti. Tu non sei stato scelto da un uomo, è Dio che ti ha scelto. Se sei qui non è perché sei nato nella fede, sei cresciuto. Questo trova il tempo che trova. Quelli che Egli ha preconosciuti, li ha predestinati ad essere all'immagine di Gesù Cristo. Sai che Dio ti ha preconosciuto fin dalla creazione. Mi piace molto quando trovo su, come si chiamano quei post-it, quelli che metti sopra, si mettono su Facebook? Post-it, no? Post-it. Mi piace quel post-it che dice chi ha tenuto Cristo sulla croce non sono stati i chiodi, ma sei stato tu e sono stato io. Perché quando l'altro gli ha detto scendi dalla croce, salva te stesso, io crederò in te, lui è rimasto lì per me, è rimasto lì per te, perché lui già ci vedeva precedentemente e vedeva il tuo volto. Perché la parola di Dio lo afferma, egli vedrà il frutto del tormento del suo spirito e ne sarà saziato. Questa mattina se tu sei qui, il Signore ti aspettava qui. Nell'ultima cena Gesù dice, ho grandemente desiderato questo incontro con voi. Ho grandemente desiderato questo incontro con voi. E allora puoi dire con me quello che dico sempre, no? Il mio verso preferito. Ma voglio dire la parte finale di questo verso. Galati, capitolo 2, versetto 20. Devi puoi metterlo? Nessuno? Gloria a Gesù. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nel Figlio, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per cosa stai vivendo? Per cosa stiamo vivendo? Paolo dice, se io vivo per le cose di questa vita sono il più miserabile. La vita che ora vivo nella carne, ora nella carne, io la vivo per il Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Quando il Signore ha costituito la Chiesa, l'ha costituita per un motivo, per essere il suo corpo. Non l'ha costituita perché noi siamo più bravi degli altri. L'ha costituita affinché noi siamo luce e sale della terra. La vita che ora vivo nella carne, io la vivo nel Figlio di Dio. E allora ecco quel verso meraviglioso che lui dice, per me vivere è Cristo. Voglio dirti questo. Quando sei attaccato dal nemico, quando vedi delle avversità sulla tua vita, quando stai passando in un momento difficile, usa queste parole ad alta voce nella tua casa. Urlalo, strillalo, non ti preoccupare. Anche se i tuoi vicini ti sentono, non ti preoccupare. Urlalo, strillalo e dillo apertamente. Dillo con tutte le tue forze. Per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Gridalo, perché il nemico si allontanerà dalla tua vita. È un insetticida per il nemico. Costi quel che costi, io servirò il Signore.
Non mi importa quello che i miei occhi stanno vedendo, non mi importa quello che i miei figli stanno facendo dopo l'insegnamento che gli ho dato, non ha importanza. Io credo nelle promesse del Signore, credo nelle promesse del Signore, perché il Signore, le sue parole, sì e amen. Io credo nelle promesse del Signore. Gridalo, urlalo. Non mi importa quello che mi stai facendo vedere, non importa quello che sta accadendo. Io credo che il mio Dio è vivente e che alla fine si alzerà sulla polvere. Io so in chi confido. Gridalo, perché abbiamo un Dio grande. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Ottavio, vogliamo cantare La tua fedeltà è grande? Alleluia. Credo che alla fine di questo culto non possiamo fare altro che dire grande la tua fedeltà, Signore. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia, gloria a te. Dopo, se c'è più di qualcuno che desidera concludere, ringraziare il Signore per il messaggio di questa mattina, fratello, sorella, non vergognarti. È tempo che alzi la tua voce in chiesa e ringrazi il Signore. Amen. Il culto lo facciamo insieme. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Nessuno è come te, o eterno Dio. Grande è la tua fedeltà. La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te, o eterno Dio. Grande è la tua fedeltà. La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te, o eterno Dio. Grande è la tua fedeltà. Grande è la tua fedeltà. Alleluia, chi si sente possa concludere questo culto. Gloria al tuo nome, in preghiera e ringraziamento al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Gloria al Signore. Grazie, Signore.
Gloria a Gesù. Signore, grazie perché quando Giacobbe ritornò in quel luogo, cambiò il nome di quel luogo, da Betel a El Betel. Quando lui ti aveva semplicemente visto, aveva ricevuto questa lettera dal cielo tua, lui chiamò quel luogo Betel perché era convinto che quella fosse la tua casa. Ma quando ritornò, dopo essersi incontrato con te, quando tu hai lottato nella sua vita e gli hai messo nome completamente diverso, Israele, lui quando ritornò in quel luogo cambiò nome e quel nome era El Betel, cioè Dio nella sua casa. Ed è importante, Signore, che tu sei nel nostro cuore. Dio nel nostro cuore, come abbiamo cantato in questi concerti, l'Emmanuel, Dio con noi. Grazie Padre per questo culto, grazie per la tua parola, grazie per la rivelazione della tua parola, grazie per il tuo Santo Spirito. Ti ringraziamo, Signore. Allora vogliamo dirti, Signore, fa che il restante di questa giornata, se tu ce lo permetti, se tu ce lo concedi, vogliamo ancora annunciare di te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica, fratelli, buona domenica a tutti quanti voi.